così ci auguriamo che niente e nessuno possano fermare una grinta e una voce tanto dirompenti, come quelle della vincitrice della terza edizione del concorso canoro Fiore d'Argento, che conferma per il secondo anno una vittoria al femminile e dalla provincia di Verona. 101 i concorrenti selezionati da settembre a gennaio, 26 i giovani approdati in finale, che si è svolta a Mogliano Veneto, 4 le categorie in gara, junior, teenager, senior e inediti, in palio borse di studio per finanziare lezioni, master di canto o di strumento. È stata una bellissima esperienza, ti fa crescere perché riesci a mettere a confronto con tantissima altra gente, sono tantissimi talenti e auguro a tutti di fare un'esperienza del genere. Dove si impara sempre qualcosa dagli altri e sicuramente possono nascere nuove collaborazioni e nuove amicizie. L'obiettivo degli organizzatori, i Tre Mendi, un duo trevigiano specializzato in musica e intrattenimento composto da Roberto Guidolin e Mattia Zanatta, è quello di dar voce a ragazzi che altrimenti avrebbero poche possibilità di farsi conoscere. È stata un'occasione per mettermi in gioco con la mia stessa canzone, è stato un onore, vincere anche se la vera vittoria è stato ad esempio parlare con gli altri concorrenti. Il confronto quindi è la possibilità di esibirsi anche in un tour estivo, la forza di questo concorso canoro che ha calamitato concorrenti anche dal Trentino, dal Friuli, dalla Lombardia, che riprenderà le selezioni a settembre. Per le modalità di partecipazione è possibile consultare il sito www.fioredargento.it.